Ciao, scusa, cosa si prova ad avere un fidanzato che si macchia di continuo? Ah, ok, Instagram versus realtà, ho detto porta Alessia a vedere le moto, che è bello, no, so che noi altri indossiamo. Aspetta perché dirà su, tu sai. Dopo aver portato fidanzato Olfo, finalmente porta anche l'amante Alessia, cioè qua, tutto quello che fai prima con Olfo, dopo porta me. Se lavora a fa stagione, cioè non sei colpa mia. Perché lui ne dovrà pur lavorare. Scusa, ti sare me c'ha un'altra ombra. Ah, Cavallino Tre Porti, magica città. In una spiaggia trovi un bar cartellone con scritto tutto il testo dell'articolo 185, il quale spiega che il camper è un veicolo, può parcheggiare dove vuole, a meno che non sia un posto dove non ci si sta, eccetera. E la spiaggia dopo, ok, invece c'è il diretto camper. E vuoi sapere il perché? Perché credo che sia un campeggio. Ugane, un fidanzata, no? Sparia, un tramonto. Dove trovi un altro amoroso così che porta il birra in spiaggia? Mammi, non so. Che cambauco. Ma è fare il giro di là, no? Cioè, guarda, di là. No, usa l'intelligenza, sei il mio cane. Brava. Oh, là. Che entra ancora avanti. Bella con lei. Ancora avanti. Che cazzo fai? Cosa fai? Cos'è quella cosa? È felice. Gli piace tanto spacciorare. Spacciorare significa puzzare i piedi o le zampe nelle pozzanghere o comunque nell'umidiccio. Scogli così non sporca in campo. Non lo so, però ragazzi credo che dovrò chiudere il canale perché non potrò più tornare alla mia vita normale. Noi adesso abbiamo questo divieto d'accesso, quindi non possiamo andare di là e dovremo rimanere qua in questo pontile qui per sempre. Condividi se sei indignato, condividi qua a capo ovviamente. E le sere svacco in casa di Singano si vede anche il mare. No, perché se è buio! E te aspettare domani mattina? Ecco, mostriamo i nostri pigiami al mondo. Buongiorno mondo! Ecco il nostro pigiama, vieni cane, vieni amico bello. Tu vedi buio, non paura, mai paura. Chiudi casa! Buenas noches. Questo è il suo ordine mentale. No, ce l'avevi sotto il culo. Porco cane. Un reggiseno, non un reggiculo. Però vanno a fare l'amore. Questa è la Pullman Life, che poi mi scherzano con il discorso della van life eccetera, perché odio, a parte tutte queste ostentazioni anglosassoni, ma odio tutto ciò che è moda, tutto ciò che è conformismo, no? E parlando anche di ostentazioni anglosassoni, che per carità, ripeto, dico sempre van life, ma adesso che sia anche a bike life, loro probabilmente gli devono fare a barca life, non sto scherzando, io che seguo un po' di canali di bici, diciamo, che sia bike life, perché dire fare un giro in bici, divertirsi in bici, fa sfigato, sia bike life, no? E se un uomo di vita in bici è completamente diverso il messaggio, ragazzi. Cioè, la sostanza è la stessa, ma a fuffa il messaggio è completamente diverso, Dio caro. E io niente, sono contrario, non tanto perché sono vecchio, ma questo mondo vedo come un pittore che si ostenta dei colori spasticciati prima ancora di aver compreso e conosciuto la tavolozza dei colori primari. Cioè, tu capisci? Quindi impariamo a parlare l'italiano prima, perché impariamo a parlare l'italiano non è solo ed esclusivamente saper mettere gli articoli piuttosto che gli apostrofi, ok? Per carità, anche quello sarà importante, ma saper imparare l'italiano è saper conoscere la grande varietà di parole e la loro relativa potenzialità,
le quali ti permettono di costruire pensieri che altrimenti non avresti potuto costruire. Ok? Quindi non è tanto una questione di forma grammaticale, ma proprio di conoscenza della potenza delle parole. È un po' come fossero appunto dei colori. Ok? Prova a colorare con 16 milioni di colori e a colorare con 4 colori. Capirai che il tipo di dipinto è decisamente diverso. Anche perché ragioniamo un attimo, tutte le parole che noi andiamo a imparare, tutte le parole che passano tra i denti dei teenager, no? Perché non siete più dei giovani, sei teenager adesso, sono proprio robe diverse. Sono delle semplici banalità, ok? Però espresse in lingua inglese. Dai, Mosca, come on, fly. Ah, non se ne B, dice, no, se ne Brespa, non se ne ape. Veramente, guarda che roba. Strappiano le barchette. Secondo me, cioè tu dici, perché di solito a Venezia fanno la gara delle barche a vele, però questo non mi pare tanto barche a vela da corsa, tu capisci? Senza offesa, con tutto il rispetto, ma mi pare barche a vela normali. Ma sono troppe. Sì, sono tantissime. Ma tipo la fiera del campo e la fiera delle barche a vela. Può essere. 40 miliardi di lambrette sono passate, giustamente mi spengo il telefono. CP! Attendiamo Alessia che è entrata nel porno negozio. Che misteri di mutande, ma no che tiramona. Urco, anche qua va di moda e calze qui per pinzare, qui che ti devi supportare. E questi sono i calcoli scientifici estremi che abbiamo svolto oggi. Aiuto! L'hot dog! Dove è l'hot dog? Tu sei l'hot dog! Tutti pagano centinaia di euro per fare le experience in ristoranti, no? Mangiare doppie tozzetti, però è un'experience, e noi altri facciamo l'experience dei pensionati a guardare i cantieri, vedi tu? Questa experience è anche gratis, solo che col telefono non riesco a farla bene perché dovrei mettere le mani dietro la schiena. Oggi il Singano consiglia pasta asciutta squassa, ossia pasta asciutta fatta con gli avanzi che c'erano in frigo, ok? Quella roba che dice ma chissà quando lo userò, con porcini e pancetta. E basilico ovviamente, sempre basilico. E un cincenin di olio piccante fornito da Thomas. Madonna Singano, che rassa del piatto è, lo so. E sai che sono un chef stellato, mi sono messo 5 stelle su Photoshop. Vai, zappalo! Ah. Ai miei amici. Signor ospite, cioè guardi signor ospite, che alta cucina! Cioè se era per terra era bassa, così alta. E io in rosso. Certo che tu usati con la moda che c'è adesso dei influencer, travel vlogger, olistici, eccetera, eccetera. C'è un grande buco nei posti di lavoro normali, quindi anche nel mio mondo, che può sembrare una cosa moderna, il web designer, l'informatico, in realtà c'è pochi che fanno il mestiere, per quanto sembra assurdo, se tutti a fare gli influencer, i redditi e cittadinanza, che robette là, e quindi non bisognerebbe mai parlare delle cose quando va bene, però insomma se devono andare bene. Una cosetta volevo regalarti, una chicca, secondo me è molto importante. Una chicca sugli atteggiamenti, sulle abitudini. Ti faccio un bel esempio, no? Perché sai che le chicche nascono sempre da questi esempi, da questi pezzi di vita vissuta, di vita reale, pertanto di formule empiriche, cioè messe in pratica, ok? Con un risultato tangibile. Allora cosa succede? Stringe il Singano, sì, sta buono un attimo. Madonna, quando ti spiego le robe ti sei sempre depressa, te vuoi sempre sapere tutto subito. Si chiama deficit dell'attenzione, sta roba qua, sa tu? Non va tanto bene. Rilassati, concentrati e cerca di capire al meglio quello che l'altro vuole dirti. In questo caso l'altro, che sarei io, vuole dirti che da un mesetto a sta parte aveva nell'app della banca incastrato un prodotto nel carrello. Prodotto scaduto nel carrello, e questa notifica non andava via. Ho fatto a chiamare la banca, reinstallare l'app, reinstallarla, tutto quanto sta notifica rimaneva lì.
Io però ho voluto impuntarmi, nonostante sia uno che già comunque nella vita si impunta sempre, ma ho voluto anche in questo caso impuntarmi fino alla fine, fino a quando dopo non so quante telefonate e tempo si è riusciti a togliere questa notifica. E questa cosa è importantissima, non il fatto della notifica che non andava via, ma il fatto di continuare a avere un tuo modus operandi, questo atteggiamento nei confronti della vita e anche nel lavoro, perché poi insomma tutto si ripercuote, dove tu, porca puttana, devi venirne fuori, cioè tu crei il risultato, che sia una piccola cazzata, una grande cosa, tu devi comunque dare il massimo, un po' come la filosofia delle enormi aziende, un po' prendo anche ad esempio Apple. Ok, questo a me personalmente torna estremamente utile, perché poi i clienti lo vedono, i clienti lo toccano con mano questa cosa, ne sentono la differenza, vedono i risultati, hai capito? Perché quando chiedono una cosa a me sa che si arriva, appunto, o al massimo gli si dice no guarda non si può fare perché questo, perché quello, perché quell'altro, ok? Al contrario, la gente che non utilizza questo tipo di atteggiamento, tipo non so, la signora che mi ha risposto dalla mia filiale, no? Una risposta abbastanza all'italiana, no? Della serie ma non so, chiami qui, chiami lì, cioè scaricabarili, no, o non faranno molta strada, o comunque non avranno una strada piacevole e soddisfacente. Pertanto ragazzo, adesso torno a lavorare e fatica fa bene. Vita dentro a questo mare che risale sa. Non mi accorgevo lungo il troppo navigare che la vita va. E cantavamo quella vecchia canzone che fa. Tutta la vita sopra questa nave per avere lei. E nella notte quando fuori piove come la vorrei. Se c'è da vincere la morte io lo farei. Mondo di uomini, fatto di uomini, a rincorrere il vento. Partono deboli, tornano uomini, erano 1000, son 100. Mondo di uomini, fatto di uomini soli. Dimmi la bianca balena stasera dov'è nella tempesta infinita? Non c'è. Mondo di uomini, fatto di uomini soli. Tutta la vita dietro a quel miraggio di felicità, con una febbre piena di coraggio e di curiosità. La loro fine, la mia stessa fine sarà. Mondo di uomini, fatto di uomini che hanno la luce già spenta. Partono deboli, tornano uomini, erano 1000, son 30. Mondo di uomini, fatto di uomini soli. Dimmi la bianca balena stasera dov'è nella tempesta infinita? Non c'è. Un mondo di uomini, fatto di uomini soli. Tutti cerchiamo qualcosa che manca